Bene, signore e signori, buonasera. Grazie per essere qui, molto numerosi, sono veramente molto felice, vi ringrazio. Saluto e ringrazio gli ospiti relatori e l'assessore Massimiliano Di Martin, che è qui in rappresentanza del sindaco dell'amministrazione, grazie di essere intervenuto. E ringrazio molto anche gli amici che hanno accolto il mio invito a mandarmi delle fotografie di angoli di Mestre, perché noi la nostra città la dobbiamo conoscere e sono arrivate più di 100 fotografie, ho fatto una selezione, non so se le avete viste intanto che stavate arrivando. E prima di iniziare c'è un'informazione di servizio importante perché riguarda tutti i cittadini di Mestre, quindi pregherei Domenico Piovesana di leggerla. Sì, buonasera. Allora, dopodomani 27 maggio a partire dalle ore 18 ci sarà il grande incontro del gruppo Riabbracciamoci in piazza. Questo è il secondo raduno dopo quello del 7 ottobre 2016, nel quale una marea di persone composta da giovani degli anni 70, 80 e 90 si è incontrata nei luoghi dove normalmente si trovava in gioventù, da Fontanella a Dubbia d'Aosta, da Ugo al Bar Commercio, al Calice, davanti al Raissato, allo Stendardo, e così sarà anche il 27. L'amico Roberto Venerando, infaticabile ideatore e organizzatore del primo raduno, spiega che questo incontro nasce dal desiderio di ricordare chi non c'è più a causa del Covid-19, unito alla voglia di rivedere la nostra piazza gremita di gente. Dalle ore 18 in poi ci si potrà salutare e stare insieme. Ci sarà poi un banchetto esterno presso il Bar Sport, oltre ad una console con DJ e musica per chi vorrà ballare, ma tutti i locali saranno pronti ad accogliere chi vorrà brindare alla rinascita dopo 2 anni di pandemia. Ci saranno auto e moto tipiche della nostra gioventù esposte davanti al Duca d'Aosta. Intorno alle ore 19:30 ci sarà un ricordo per i cari che il virus ci ha strappato, e ciò avverrà con un lungo abbraccio che si estenderà dal Duomo alla Torre, 2 simboli di forza, tenacia e amore. Molti amici stanno organizzando con passione e amore per Mestre questo bellissimo evento. Oltre a Roberto ci sono Dario De Demo, Bruno Malaguti, Beppe Spatte, Paolo Scatamburlo, tutti impegnati affinché tutto si svolga serenamente e in allegria. Siamo quindi tutti invitati dopodomani in Piazza Ferretto per celebrare sia i nostri ricordi che il nostro futuro. Grazie. Grazie, mi raccomando, quindi questo è un altro appuntamento da non perdere. Bene, allora avrete notato che il titolo di questo incontro è Mestre non comune. Allora, Mestre città, perché il titolo di città gli è stato attribuito, come molti di voi sanno, nel 1923 dal re. Non comune perché la qualifica di città, anzi di comune, è stata tolta 3 anni dopo, nel 1926, con l'annessione a Venezia. Città non comune nel suo insieme perché è città, tra l'altro ricordo che è benemerita del Risorgimento Nazionale decorata con la medaglia d'oro, e contemporaneamente frazione, perché Mestre è la frazione più grande d'Italia, dopo di noi c'è Lido di Ostia. Perché l'incontro di oggi? Quello che è stato compiuto, omesso, fatto nel passato ormai è un dato di fatto, raccontato da numerose persone, in numerosi libri di amici come Roberto Stevanato, Gotti Cozzi, Pierluigi Riziato e da Luigi Brunello. Quest'ultimo storico, studioso, appassionato mestrino, che ormai ottantenne nell'anno 2000 scrisse un'importante autobiografia dal titolo Mestre, gli anni del saccheggio. E colgo l'occasione per salutare qui, perché sono qui, Francesco e Riccardo Brunello, rispettivamente figlio e nipote di Luigi, che ne ricalcano le impronte. Il professore Roberto Stevanato, nella sua prefazione al libro di Luigi Brunello, che è questo, osserva come Mestre possa vantare un credito enorme in termini di buon governo e di capitali culturali ed economici, e come l'amministrazione dimostri di non riuscire a dialogare con i cittadini, ad interpretarne i desideri di una società, di una città vivibile a dimensione d'uomo. Questo veniva scritto nell'ormai lontano anno 2000, e quindi lascio a voi valutare se le cose siano cambiate e quanto siano cambiate. A mio giudizio, comunque, questo credito di cui parla Roberto Stevanato Mestre lo vanta tutt'oggi e ha ancora la necessità di dialogare con e farsi ascoltare dalle persone che hanno il difficile e gravoso compito di amministrare la città. Ci sono naturalmente dei denigratori. Per esempio mi è capitato di leggere Aldo Carzullo, che voi conoscete, scriveva nel 2012 in un suo libro Figurarsi Mestre, la città più brutta d'Italia. Neppure il gran lavoro di Gianfranco Bettin, prima come prosindaco, ora come assessore,
potrà mai fare di Mestre un bel posto. Può evitare il peggio. Ecco, su questo, su chi l'ha scritto, preferisco sorvolare e non commentare, però è giusto che si sappia che ci sono persone che non conoscono la nostra città e che si permettono, anche adesso in questi giorni, sempre, anche nei post su Facebook, di denigrare Mestre, e questo è intollerabile francamente. Oggi comunque noi siamo qui non per parlare del passato e di ciò che è stato o che non è stato, ma per guardare avanti e per capire quali e quante siano le risorse e le capacità che Mestre e tutta la terraferma possono mettere in campo per il futuro. Mestre rappresenta, come sapete, la parte maggiore del comune al di qua del ponte. È la terza città del Veneto e si confronta nella competizione economica e sociale con le altre città del Veneto, della regione, non con le loro periferie. Ma questo confronto risulta purtroppo impari perché gli elementi di attrazione sono esigui, se non quasi inesistenti, e se vogliamo escludere purtroppo, come recentemente anche in questi giorni possiamo vedere, il mercato degli stupefacenti che invece ci fa arrivare gente anche da fuori del Veneto. Lunedì della scorsa settimana il professor Benno Albrecht, rettore dello IUAV, in un interessante convegno che è stato organizzato dalla Fondazione Pelicani all'M9, ha illustrato il suo progetto per attirare un cospicuo numero di studenti universitari, si parla di 30.000 unità, nel medio termine, in una collaborazione tra l'università e la città e Venezia. Però la cosa più importante, mediante un grande lavoro di rigenerazione urbana che si estenda su tutta la terraferma. Per la prima volta ho sentito parlare proprio di un vero coinvolgimento anche di Mestre Marghera e della cintura della città d'acqua, e sono intervenuta nel dibattito, proponendo chiaramente al rettore di spingere molto di più su Mestre e sulla terraferma, dove ci sono delle potenzialità inespresse o soppresse, poi ognuno di voi potrà scegliere il termine più adatto, sia come persone che come luoghi per una diffusione di formazione, di lavoro, di cultura, di socialità, di intrattenimenti per i giovani, sicuramente complementari a quello che si vuole fare a Venezia, quindi complementari, certamente non ci mettiamo a concorrere con la città d'acqua. In questa prospettiva Mestre e tutta la terraferma possono effettivamente generare dei nuovi progetti per residenzialità, possibilità di posti di lavoro, per molti degli universitari che teoricamente dovrebbero arrivare nel comune, facendo in modo che il nostro territorio diventi veramente attrattivo, un luogo dove poter venire, studiare, lavorare, passare il proprio tempo e anche, perché no, crearsi una famiglia, quindi diventare stanziali. Solo però fornendo servizi adeguati e occasioni di crescita, la città e tutta la terraferma possono attrarre e convincere i giovani a venire qui e a restarci. E questo cosa significa? Significa che bisogna creare un'attrattività che comincia dalla sicurezza, da esercizi commerciali nuovi e innovativi, da spazi di scambio e formazione e soprattutto cultura in tutte le sue forme. Mestre è cresciuta come factory town ed è mancata una strategia di riposizionamento dopo la crisi e il declino della zona industriale di base di Porto Marghera. È mancato questo riposizionamento che avrebbe dovuto creare in questo territorio e favorire anche nuove attività economiche ad alto livello di tecnologia e di competenza, offrendo nel contempo i servizi adeguati affinché queste aziende potessero restare con i loro addetti. Sotto questi aspetti Padova, Vicenza e Treviso sono molto più competitive di noi e bisogna tenere presente che queste tre città non sono competitor di Venezia, che non è neanche paragonabile, cioè è una città che non è inconfrontabile, ma sono competitor di Mestre. Perché? Perché sono città di terra come noi. Condivido poi l'avvertimento che si è sentito di dare, che ha dato molto chiaramente il professor Albrecht, e cioè che il tempo a disposizione per iniziare e portare avanti questo processo di rigenerazione urbana bisogna farlo subito, in tempi molto ristretti, perché a breve noi ricominceremo con le elezioni politiche, per esempio, e quindi ci sarà il rischio di cadere nella retorica, se così si può dire, delle promesse elettorali e in una visione che però parli del presente e non del futuro.
Mestre e la terraferma hanno quindi bisogno di un disegno organico, quello che io ho sempre chiamato proprio il disegno per la nostra città, di una strategia condivisa e non dirigista, che anche se tardivamente, perché lo stiamo verificando, ne guidi la trasformazione. Non è sufficiente il quartiere degli alberghi, che è stato calato dagli investitori esteri come un corpo estraneo. Certamente quella non è rigenerazione, ma sono solamente cemento e parallelepipedi, come io ho sempre chiamato i palazzi che ci sono alla Vempa, e rappresentano, oserei dire, una specie di nuovo sacco, e che vi attribuisce a Mestre l'indimenticata squalifica di dormitorio. Ecco perché abbiamo pensato fin dalla nostra Costituzione, quindi di progetto comune nell'anno 2020, di ascoltare molto i cittadini, la società civile, le associazioni, e renderci portavoce di istanze, dubbi, critiche, desideri, e abbiamo organizzato molti incontri pubblici, abbiamo proposto dei sondaggi, elaborato e presentato dei progetti e stimolato anche l'amministrazione a uno scambio e un confronto. Sia nel 2021 che quest'anno abbiamo dialogato anche con personaggi conosciuti e riconosciuti in città, persone che rappresentano la società civile, anche qualche politico, e la società civile in diversi campi professionali o del sociale, oppure di azione civica, come per esempio il nostro, e ne abbiamo qui alcuni per ascoltarli, quelli che abbiamo appunto, con cui abbiamo dialogato, e per esporre la propria idea sul futuro di Mestre e della terraferma. Naturalmente chi volesse nel nostro canale YouTube, quindi il canale YouTube Comitato Progetto Comune, potrà vedere interamente i nostri dialoghi, quindi farsi un'idea magari più ampia, perché oggi il tempo è poco, quindi non voglio rubare altro tempo ai nostri ospiti, e alla fine dei loro interventi io chiederò all'assessore De Martin di poter, diciamo, dire la sua, chiederò il pensiero dell'amministrazione sulle tematiche sviluppate nell'incontro di oggi. Grazie. Ecco, io quindi, allora, lì c'è il microfono, quello lo dico dopo. No, perché lo dico. Allora, chiederei a Filippo Caprioglio di venire qui da noi. Filippo Caprioglio è architetto mestrino che ha ottenuto molti riconoscimenti per i suoi progetti, l'ultimo dei quali è il premio Luxury Lifestyle Award per il miglior progetto di restauro in Italia per lo spazio per l'Indies di Venezia. Allora, Filippo, noi abbiamo parlato a lungo e vorrei sapere, anche sulla scorta di quello che hai sentito, dal tuo punto di vista di mestrino e professionista, come vedresti la Mestre del futuro? Deve essere... no, sotto. Devi schiacciare il pulsantino. Sì. Ecco, pronto, ecco, sì. A posto. Grazie Maria Laura, grazie al progetto comune del tuo comitato che con gli amici, poi Domenico e Maurizio, porti avanti, veramente facendo un lavoro straordinario. È un po' caldo, quindi io sono in camicia, a differenza dei miei amici avvocati che tengono la giacca. Saluto tutti i presenti questa sera e Maria Laura sa che a me piace andare a braccio, quindi come è stato il nostro dialogo più lungo, stasera abbiamo pochi minuti, però sicuramente quello che tu hai detto mi dà uno spunto immediato. Intanto mi è piaciuto molto quello che hai detto di essere fuori dal comune, ma non parlo di cose amministrative, parlo che quando penso a una persona, a uno spazio, a una città fuori dal comune, vuol dire che per me è qualcosa di speciale, qualcosa da investigare, qualcosa da conoscere. E quindi questo è un primo principio. Qui ci sono tantissimi amanti di Mestre e credo che non vi dica nulla di eccezionale se a costo di essere ripetitivo se dico che qui ci sono straordinarie possibilità e tante cose sono state fatte. E appunto quello che dicevi, chi veramente dice Mestre è brutta non conosce Mestre, forse ha viaggiato poco il mondo e anche l'Italia. Qui ci sono un sacco di cose belle, io amo la mia città, sarà forse anche perché viaggio molto e quando torno qui mi sento a casa, però come tutte le case vorrei sempre che migliorasse ed essere, proprio da architetto parlo, delle spazialità e consentisse un buon vivere. Sicuramente inutile negare
Qui ci sono dei problemi di sicurezza, problemi legati al commercio, problemi che, voglio dire, quotidianamente tutti noi possiamo osservare. Però credo che con la cultura, parola fondamentale che hai detto, e anche con, e torno nel mio campo, con una visione urbanistica, qui insomma c'è l'assessore e dopo parlerà per quanto riguarda questa amministrazione, per quello che ha fatto questa amministrazione, per quello che è stato fatto dalle precedenti, comunque Mestre è cresciuta. Mestre a livello urbanistico e architettonico ha dei valori che si possono riconoscere, bisogna però trovarli, investigarli e come dire, usarli correttamente. Ecco, quello che io vedrei sicuramente, mi aggancio ancora una volta a quello che hai detto tu, questa parte di avere una possibilità di integrare gli studenti e portarli in un modo diffuso nella città, ma pensando, insomma, partendo dal campus di Via Torino e da lì partire con degli studentati veramente fatti in maniera architettonica corretta e non dei dormitori, studentati è molto diverso da dormitori, come si usa in alcune parti, e gli studenti devono da lì proprio permeare, invadere la città. Potrebbero farlo con la nuova passerella pedonale che attraversa il canale. Ecco, vorrei dire, correggo solo una cosa, noi siamo città di terra e di acqua, non solo di terra, perché abbiamo questa potenzialità che è grandissima, in questo senso lo dico, abbiamo un waterfront meraviglioso da sfruttare. Comunque gli studenti possono entrare in città, possono usare, assessore, il canale Salso come rambla, come si diceva una volta, come si usa a Barcellona e in altre città, e arrivare attraverso questo spazio pedonalmente in centro, avere l'acqua da una parte, le strutture architettoniche dall'altro. Io su questo credo molto. Credo anche alla necessità che Mestre si doti un po', quando si arriva in città, di porte, avere un'idea che tu stai entrando in città. Adesso è un po' vago il nostro ingresso, e forse quello sì non è bellissimo, si arriva in certi modi, anche se si arriva dalle tangenziali. Ci sono città in cui si entra dalle tangenziali, ma si ha un'idea di entrare, cioè proprio attraverso un gate, una porta, e questo per me è una cosa su cui si può fare a Mestre, si può strutturarla, e so che ho poco tempo, finisco qui, anche lavorando sulle città verticali. Credo nella verticalità di Mestre, ma nel senso non di cementificare, ma anzi di liberare suolo, di creare più spazio a terra, sempre nel rispetto di un'architettura partecipata con la cittadinanza, questo ci credo molto, e sempre con l'idea di lavorare nella scala giusta, quindi non dei pindoloni altissimi, ma guardatevi intorno, anche a pochi chilometri da noi, Verona, Brescia, Milano, hanno degli skyline che sono mutati in questi ultimi 20 anni in maniera corretta, riconoscibili, hanno liberato un sacco di suolo a terra, possiamo farlo anche a Mestre, questo io ci credo molto. Grazie Filippo, grazie. Chiederei di raggiungerci invece adesso Guglielmo Feliziani, che è imprenditore, CEO della DB Elettronica SPA, che opera in tutto il mondo e, cosa importante, è presidente del Basket Mestre 1958. Buonasera a tutti, sì, anch'io sono in camicia, mi perdoneranno gli amici avvocati, cerco di essere un po', cioè ho bisogno, fa caldo, voglio dire. Noi uscivamo dallo studio, non è che si immagina. Allora, diciamo che abbiamo parlato a lungo anche quella volta lì, anche io a braccio, diciamo che a volte si ha la sensazione, allora io amo Mestre, è abbastanza evidente anche dalle scelte che ho fatto come presidente del Basket Mestre, con altre iniziative che ho seguito in passato, diciamo sicuramente mi sono accomunato a Filippo da questo amore per la città che diciamo offre delle cose positive magari poco conosciute, ma molto superiori a quella che è la percezione a volte che si ha di fuori, e ha delle grosse potenzialità, e su questo credo che siamo quasi tutti d'accordo. Diciamo che a volte si ha la sensazione, qui c'è l'amministrazione comunale, magari potrà anche darci qualche ragguaglio, si ha la sensazione che non sia mai stato fatto, forse anche in conseguenza di situazioni precedenti, referendum, non referendum, eccetera, non sia mai stato fatto un vero progetto organico, cioè che si facciano degli interventi spot a volte, magari anche ad effetto, ma senza coordinare magari un progetto organico che dovrebbe valorizzare la città di Mestre. Perché parliamoci chiaro, abbiamo una città che ha due anime, terra e mare come si diceva.
abbiamo la fortuna di avere Venezia vicina. Adesso che ormai si è deciso che resterà un comune unico e quindi sarà un'unica grande realtà, sarebbe da valorizzare le due anime con un progetto organico che, cioè, che deve avere delle idee chiare, però, perché quando mi sono sentito dire a un incontro a Venezia, cerchiamo di aumentare la residenzialità e le capacità residenziali di Venezia Laguna, la trovo un po' un'idea non ben coordinata con l'idea invece di valorizzare Mestre, che ha la sua residenzialità, e sfruttare Venezia per quello che già offre. Cioè io vedrei un'evoluzione molto forte nella direzione di rendere Mestre una città veramente vivibile, accattivante per i giovani, con strutture sportive, ricreative, zone, quindi più che aumentare il numero dei centri commerciali o aumentare gli alberghi, come dicevamo prima, dare un'impronta, perché poi è fondamentale l'impronta che uno ha quando arriva, cioè l'impressione che uno ha quando arriva a Mestre non dovrebbe essere quella del dormitorio, ma dovrebbe essere sempre di più quella della città dove si vive bene, dove ci sono dei bei servizi, con una città meravigliosa che è Venezia a fianco, da visitare, da vedere, da fruire da un punto di vista culturale. Questo dovrebbe essere, però per ottenere questo ci vuole un progetto veramente organico, profondo, valutato bene in tutte le sue sfaccettature, di medio-lungo percorso, perché non ci vuole, non si schioccano le dita, bisogna avere idee molto chiare, ci vuole tempo. Speriamo che da adesso in poi si cominci ad impostare, con chi prenderà in mano sempre di più magari questa nostra città, un percorso di crescita progressiva, perché io sicuramente e anche gli altri disegni hanno pazienza, ma bisogna vedere piano piano qualcosa che cambia. Va bene, grazie. Adesso inviterei Tiziano Graziotin qui con noi. Tiziano Graziotin è giornalista, è già capo dell'edizione di Venezia Mestre del Gazzettino e attualmente nell'ufficio dei capi redattori del giornale. Anche noi abbiamo parlato dal tuo punto di vista, e poi abbiamo anche altri giornalisti, quindi è molto interessante perché c'è una visione d'insieme della città. Vorrei sapere che cosa tu vedi per questa città nel futuro. Allora, la giacca l'ho lasciata in macchina, ecco. Tranquilli. A parte le battute, mi ricollego una cosa che ha detto prima Maria Laura relativamente alla battuta di Cazzullo. Beh, io ho avuto la fortuna di presentare Francesco De Gregori, che dal palco davanti a un migliaio di persone in piazza Ferretto ha detto: ma sapete che sono un po' andato in giro e Mestre è bella, che se ne dica. Da domani subito tutti a conoscere. Ecco, diciamo che tra un cantautore, poeta e un giornalista teniamo, e lo dico io, quindi penso di poterlo dire. Allora, cosa voglio dire? Intanto vietato piangersi addosso. Io sono trevigiano, ma ho lavorato tantissimo a Mestre, ho lavorato a Mestre nel 91-92 e vista con la prospettiva di questi 30 anni sfido chiunque a dire che non c'è stato un netto miglioramento, un netto abbellimento di questa città, che certamente ha pagato dei prezzi alti per una serie di situazioni, a cominciare evidentemente prima da Porto Marghera, con uno sviluppo urbanistico diciamo impetuoso nell'essere buoni, poi la storica evidentemente dipendenza da Venezia e quindi una mancata centralità, e a volte si dimentica l'aggressione dei centri commerciali che su Mestre è stata spaventosa, 5 su 11 negli anni 90, negli anni del grande boom, il che evidentemente era una chiave per mettere KO il commercio e per tirar fuori gente dalla città invece che portarla dentro. Io credo comunque che Mestre abbia dei punti di forza, li abbia sviluppati in questi anni. Io sono arrivato come capo dell'edizione di Venezia Mestre nel 2008 e da allora comunque ricordiamoci che c'è stato lo sviluppo del campus universitario di Torino che, come diceva Laura prima, è assolutamente strategico. C'è stata l'operazione M9 che secondo me non è ancora percepita molto bene, ma un'operazione straordinaria che deve dare chiaramente i suoi effetti, è incappata in una serie di
situazioni, a cominciare dalla pandemia, che avrebbero ammazzato chiunque, però l'M9 là è una struttura straordinaria ed è una struttura che va valorizzata in interazione con il territorio, cosa che non sempre a mio avviso è avvenuto. E poi, e qua dico una cosa che so che farà saltare per aria qualcuno dalla sedia, i parallelepipedi di cui ha parlato Maria Laura, sulla quale sono assolutamente d'accordo che è stata un'operazione urbanistica discutibile, usiamo questo termine, tra l'altro figlia di nessuno, perché quando chiedevamo all'amministrazione Ossoni no, ma no, è colpa di quelli dopo dicevano no, hanno messo loro le basi per fare, comunque alla fine sti palazzoni figli di nessuno ci sono. Però attenzione, questi palazzoni figli di nessuno hanno una potenzialità straordinaria. Se vi capita di andare in giro alla sera da quelle parti, io evidentemente lavorando in Via Torino non mi capita spesso, c'è una marea di gente adesso, già in periodo post pandemia, questi turisti, queste persone che si stanno muovendo e i locali là vicino stanno facendo affari d'oro, vanno portati anche distribuiti in centro a Mestre. Anni che dico e scrivo che dovrebbe esserci una interazione con i proprietari degli hotel, con tutto quello che ci sta attorno, perché con l'amministrazione comunale in testa queste persone possano trovare degli elementi per venire in centro a Mestre. È gente che torna a casa, qualcuno può essere stanco, ma qualcuno, sono tantissimi giovani, perché la clientela è chiaramente giovane, può distribuirsi in città. Così come credo che sia una straordinaria opportunità, è stato detto ma lo ridico, quella del polo scientifico di Mestre, che tra l'altro si sta ampliando. C'è una potenzialità di giovani, di forze fresche che possono venire in città, che possono venire ad abitare in città e che possono veramente dare uno sviluppo diverso non solo a quella parte della città, ma a tutta Mestre. Tra l'altro è stata fatta oggettivamente una bellissima operazione su quel lato di waterfront e quindi che diventerà anche un elemento di passeggio con Forte Marghera, quindi questo a mio avviso è uno dei grandi punti di forza da sfruttare. Dopodiché certo concordo con chi prima di me ha detto che a volte si è avuta l'impressione di interventi, come dire, non proprio coordinati, un po' a spot, e soprattutto a mio avviso non sono state date le spallate fondamentali che dovevano essere dati sui punti critici, sull'ex Umberto I. È chiaro, non possiamo non dimenticare che quell'operazione è stata pesantemente condizionata dalla crisi del 2008 e dalla bolla e tutto quel che è scritto, però la mia impressione è che non si sia mai detto boh, basta, adesso andiamo avanti come treni perché questa è una situazione intollerabile che condiziona lo sviluppo della città. Ecco, su questo e su altre situazioni, l'ex De Amicis, quelli che chiamiamo i buchi di Mestre, che oggettivamente ci sono e che oggettivamente penalizzano lo sviluppo di questa città, ecco, su questo io credo che vada fatto oggi uno sforzo ulteriore e che insomma però una volta che dovessimo superare queste criticità o quantomeno metterle in una linea di superamento, beh, io credo che a quel punto Mestre, che ripeto è una città che è molto migliorata, che ha grandissimi punti di forza, penso ai parchi che sono una risorsa straordinaria di questa città, io credo che abbia delle potenzialità e che possa proseguire su questo binario. Grazie. Grazie. Scusatemi se vi abbandonerò, ma per me l'ora è cruciale, certo. Grazie. Don Natalino Bonazzo, se vuole per piacere raggiungere. Posso solo dire una cosa, che se io vado via per dopo. Stasera volevo solo dire alla platea che c'è la partita gara 5 di quarti di finale del Basket Mestre, quindi se qualcuno di voi dopo essere stato qua vuole raggiungerci a Trivignano c'è una partita importante. Grazie, benissimo, grazie. Don Natalino Bonazzo è parroco San Giuseppe nel villaggio San Marco e nel 2019 è stato nominato alla guida del vicariato di Mestre, che comprende 25 parrocchie e interessa un'area abitata da 130.000 persone. Prego. Sì, allora grazie della presentazione. Io sono un po' un messino di ritorno perché
sono cresciuto qui, poi dagli anni di seminario in poi sono rimasto tra Venezia, parentesi romana, lunghi anni in Laguna, e sono anch'io soggetto al virus della nostalgia, però cerco di prendere degli antivirali. Stasera mi state aiutando perché chi è intervenuto prima di me, cominciare da Maria Laura, ha dato degli spunti per il domani. Io ho tutto da imparare, diciamo che principalmente mi interessa ascoltare, però ci sono due punti, prendeteli come piccoli punti emblematici che vorrei qui evocare. Il primo, dove vivo io, in via del San Marco, ogni tanto compare un parchetto e io passo, per diverso li vedo vuoti e dico: ma che facciamo parchetti se non abbiamo bambini? Perché possiamo raccontarci tante cose di Mestre, però teniamo presente che una città è fatta dai cittadini, i cittadini domani ce nascono oggi. Ecco, forse si potrebbe, tra le cose organiche da pensare a una città più amica dei bambini, più amica delle famiglie, perché altrimenti i famosi parallelepipedi sono fatti per tanti simboli, ma le famiglie fanno fatica a viverci lì, non sono fatte per le famiglie. Su questo varrebbe la pena, secondo me, fare un passo avanti, è un modo di immaginare il domani, ha un valore culturale, davvero. Noi in Italia pattiamo una cultura al negativo della famiglia, perché laddove non è, diciamo, un po' derisa, è pensata come un centro di spesa. Tra noi ci sono diversi imprenditori, ve lo insegnano loro, ragioniamo in termini di investimento, la famiglia è un investimento, non un centro di spesa. Se anche l'amministrazione sposasse questa visuale, probabilmente si potrebbe immaginare qualcosa di meglio. Io non parlo contro, parlo per qualcosa di meglio. Il secondo punto emblematico è la piazza. Allora, quando io ero al liceo, diciamo, io sono un animale da patronato, quindi ero semi-patronato in parrocchia, e la cosa interessante per noi, eravamo tra diciamo fine anni 70 e anni 80, era di conquistare la piazzetta davanti alla chiesa, perché c'erano già i tossici che giravano con poca illuminazione. Ma ci ha resi conto allora, facendo amicizia con altri giovani di parrocchie diverse, fino a Trivignano, eccetera, che effettivamente gli unici punti in piazza di ritrovo, a parte piazza Ferreto, che per noi era un tempio, così dire, dell'aggregazione giovanile, ok, tutti sti ciao che giravano, ma se no dovevamo andare davanti alle chiese. E forse anche questo è un elemento, non me la sto tirando a favore delle parrocchie, capitemi bene, però effettivamente a Mestre, se noi togliamo piazza Ferreto, ci sono vari tentativi, eccetera, se fosse per me sono tutti quanti da promuovere, no? Però poi non abbiamo luoghi di aggregazione. I parchi sì, a loro modo i parchi recuperano tutto questo, ma sono appunto in determinati luoghi e non c'è una buona distribuzione. Ecco, secondo me occorre recuperare il senso della piazza, che vuol dire oggi, bellissima iniziativa che farete il 27, la socialità, quella spontanea, quella che non devi organizzare per forza degli eventi, ma quella dove ti trovi, vai lì, sai che trovi gli amici. Ecco il punto, perché probabilmente questo darebbe anche magari come dire, respiro, forza. Ecco, quelle cose che vi dico saranno forse corretto non parlo, spero, ma di fondo noi nelle parrocchie lavoriamo per fare comunità, e se c'è un tratto secondo me comune delle parrocchie di Mestre è che sono sempre state dei fattori di amalgama sociale, no? E certo anche noi dobbiamo fare un salto di qualità per non limitarci a fare ciò che facevamo, ma piuttosto invece rubo le parole a Papa Francesco, per uscire e non solo pensare al nostro piccolo cerchio parrocchiale, ma per amalgamare di più il vivere sociale. E penso che su questo, è già stato detto in vari modi, mi accodo, le potenzialità sociali, che siano organizzate o siano spontanee, sono tante a Mestre, ma tante. Io ho cercato anche di fare un'idea dei numeri, è impressionante. La forza associativa nel terzo settore che c'è a Mestre non c'è altrove, e forse anche un po' sottostimata, mentre è veramente un carburante potente questo per tutto il nostro vivere civile. Ecco, sono due piccole considerazioni che volevo darvi. Grazie Donatella.
è il primo adesso Stefania Bruno, già insegnante di scuola elementare primaria e da molti anni grande presidente della VAPA di Mestre, che come sapete tutti assiste con amore e professionalità i malati e anche le famiglie. Prego. Grazie Maria Laura, buonasera a tutti e grazie agli organizzatori di questa serata. Il mio intervento è in linea di continuità con quanto detto da Don Natalino, che riconosce l'esistenza nel nostro territorio di tante realtà di volontariato aggregative che sono, secondo me, una ricchezza che potrebbe andare maggiormente valorizzata, partendo però da un percorso di consapevolezza da parte di ciascun abitante, di ciascuna persona che risiede qui a Mestre, dovrebbe sentirsi coinvolta nel dire faccio qualcosa, sono chiamata anch'io a contribuire al cambiamento della mia città. Chiaramente io opero in un ambito sociosanitario, non tutti sono tagliati per fare questo, però ciascuno può trovare uno spazio e mi sembrerebbe importante, spero auspicabile che questo avvenga fin dai primi anni della scuola, che ci sia un'apertura, una formazione, un'educazione a questo impegno per veder cambiare la realtà in cui viviamo quotidianamente e quindi si superi finalmente quell'idea che si sentiva un po' aleggiare fino a qualche anno fa: è compito delle istituzioni, è compito dello Stato, è compito degli altri. No, è compito di ciascuno di noi. E anche le realtà più piccole di volontariato, adesso più che mai, devono saper assumere un ruolo che io definisco politico, nel senso buono del termine, nel senso di leggere i bisogni delle persone che incontrano, a cui rivolgono la propria attività e cercare di dare una risposta. Come? Dialogando con le istituzioni, quindi devono fare un po' da mediatore, devono essere un lievito per raccogliere e poi promuovere. Nello specifico del mio settore, quale sogno ho? Quello di veder crescere i servizi a favore delle persone e delle famiglie ammalate di tumore, quello è l'ambito in cui operiamo. La gamma di attività che svolgiamo, lo sapete, è già molto varia, però se si indaga, se si entra a contatto con le persone, si vedono che ci sono degli ambiti ancora bisognosi di potenziamento da un lato, ma anche di ideare nuovi servizi. E in questo, ripeto, la società civile, di cui ciascuno di noi fa parte, deve sentirsi chiamata, deve sentirsi protagonista. Io voglio una città più vicina alle persone, più vicina a chi sta vivendo la fragilità legata alla malattia e mi sento chiamato in prima persona a dare una risposta a qualunque titolo, o come persona, o economicamente, o a livello politico. Comunque ciascuno può trovare uno spazio. Grazie. Invito adesso Giovanna Muzzi a raggiungerci. Giovanna Muzzi è urbanista e membro di AT City, unità locale di Venezia. Anche con lei abbiamo parlato della nostra città, del sociale, di tutto quello che si può fare con risorse umane e anche con pochi mezzi. Salve, buongiorno. Innanzitutto, buonasera, no, c'è ancora sole. Innanzitutto ringrazio per l'invito e anche e soprattutto gli stimoli che si stanno aggiungendo con questi interventi da punti di vista diversi, però mi pare di capire ci sia una linea comune nel senso di guardare Mestre al futuro e anche dal mio punto di vista mi piace sentire un ritorno anche a legare lo spazio, l'importanza di quello che sono gli spazi della città. Noi ad esempio in questo momento come AT City stiamo portando avanti la portineria di quartiere in via Piave, che come molti sapete non è un quartiere proprio semplicissimo,
però stiamo anche vedendo quanto è importante avere uno spazio di ritrovo, uno spazio in cui le persone si possano rivolgere nella loro quotidianità, sia per avere una serie di servizi di tutti i giorni, ma anche quello che sta emergendo forse ancora di più, che noi non avevamo previsto, era questa necessità, che si diceva anche prima, di ritrovarsi, di avere un luogo dove potersi trovare, si diceva prima, anche tra amici, andare lì senza dover spendere per andare al bar, senza avere per forza una cosa da fare, ma vivere la città. Quindi anche tutti gli interventi di prima che riguardavano, sottolineavano direttamente e indirettamente l'importanza che ha lo spazio in questa città, che si è stato fatto molto, però secondo me andrebbe sottolineato ancora di più, anche penso all'assessore qui davanti, un progetto organico, un progetto che tenga insieme le necessità dei cittadini, soprattutto nella loro vita quotidiana, perché abbiamo visto tanti progetti negli anni molto grossi, però questi poi si devono calare con la quotidianità, no? Andiamo in verticale, ma pensiamo poi all'attacco a terra. Cosa succede quando io esco di casa? Come funziona la soglia? Se io trovo dei parchi, sono vivibili? Chi ci va? Come ci arriviamo magari? Un bambino può andare anche solo, un ragazzino alle medie con gli amici può tranquillamente andare solo in un parco. E a me piaceva anche lo spunto che è stato dato prima di ripensare alla città di Mestre come una città vivibile, perché lo è, però viene raccontato in un'altra maniera. Quindi anche questo, sottolineare questo suo aspetto, che forse noi, io non sono di qua, io sono triestina, vivo a Venezia, frequento Mestre, però vedo qual è un po' l'importanza anche di raccontare quello che di positivo c'è a Mestre, che tutte le persone oggi testimoniano anche, perché c'è un po' questa idea, prima si diceva, no? Mestre brutta, Mestre non vivibile, ma forse queste persone non hanno visto la bellezza di Mestre, non hanno visto la vivibilità, ha dei suoi problemi sicuramente, però secondo me il ritorno anche a lavorare, a restituire bellezza sullo spazio e su un dialogo basato sulla vita delle persone, sulla quotidianità, può essere una delle vie, almeno quella che noi ci auguriamo e che stiamo anche portando avanti con questo che è l'ultimo progetto nostro. Grazie. Grazie Giovanna. Adesso passiamo da un'altra parte, passiamo un attimo al compito istituzionale e inviterei Raffaele Speranzon a venirci a parlare come mestrino e come consigliere regionale, perché lui è l'unico consigliere regionale che noi abbiamo purtroppo qui. Ecco, e quindi prego Raffaele. Allora nemmeno io mi sono preparato una relazione, ho ascoltato tutti con grande interesse, che credo che poi per chi fa il rappresentante delle istituzioni sia la cosa più importante in generale, cioè avere la capacità di ascoltare. E ascoltando, anche prendendo spunto dall'ultimo intervento che ha parlato di spazio, ma un po' tutti quelli che sono intervenuti, che si sono soffermati su aspetti legati a che cosa è Mestre e a cosa significa vivere all'interno di questa città, credo che non c'è dubbio che servano delle infrastrutture che sono alcune di tipo materiale, altre di tipo immateriale, perché se è vero che, come diceva l'architetto Caprioglio, qui mancano dei segni distintivi anche dal punto di vista architettonico che possono permetterci di essere identificati da chi viene a visitarci dal di fuori, è anche vero che manca anche il senso di una comunità. Prima abbiamo sentito degli interventi che si sono soffermati sull'aspetto di comunità, la comunità che si stringe attorno al mondo del volontariato, la comunità che si stringe attorno al mondo dello sport, la comunità che si stringe attorno al mondo religioso, della parrocchia, ma esiste anche una comunità che ha un qualche cosa nel quale identificarsi che si chiama Mestre? Allora c'è una parola che per me è magica, che è bellissima e che sta vivendo un momento di grave difficoltà, perché viene attaccata in modo pesante e continuamente. Questa parola magica è identità. Identità per me è una parola bellissima, è ciò che mi definisce, è ciò che mi identifica, è ciò che mi rappresenta, è ciò in cui mi riconosco, è ciò che mi permette di essere io e non essere altro, è ciò che mi permette di rispettare anche l'altro e di riconoscere l'altro diverso da me, è ciò che mi permette di avere rispetto di me stesso, perché sono figlio di una storia, perché sono figlio di una terra, perché sono figlio di tradizioni,
perché sono figlio di un territorio, perché sono appartenente a una comunità. Ecco, una comunità che ha una identità. E allora quello che a tutti i livelli dobbiamo cercare di fare è creare una consapevolezza, un'autocoscienza e anzitutto chiedere a noi stessi: ma noi che cosa ci sentiamo? Noi ci riconosciamo come mestrini? Noi ci sentiamo profondamente mestrini? Amiamo la nostra città? La consideriamo la nostra città? Ci consideriamo cittadini? E poi, come la vorremmo la nostra città? E come la misuriamo la nostra città? Da tutti i punti di vista, dal punto di vista dei servizi certamente, ma anche dal punto di vista architettonico, dal punto di vista della socialità, dal punto di vista degli spettacoli che ci attendiamo, della qualità dei servizi che ci attendiamo. Con chi ci misuriamo? Con San Donà di Piave? Con Salzano? Con Milano? Con New York? Con qualcosa? Cioè, perché anche questa è una cosa molto importante questa, perché da questa risposta derivano poi le azioni che ciascuno di noi nelle proprie funzioni va a fare. Perché se la mia idea è che io sono Salzano, con grande rispetto di Salzano, l'ho stato ieri sera, ma Salzano è un comune che ha 13.000 abitanti, comune importante del Milanese, crocevia, e ha una sua comunità che ovviamente è attenta, è molto interessata allo sviluppo di quella realtà in quelle dimensioni. Ma mestre, è quello? Ecco, questa è una domanda, perché qualche volta nel dibattito, in qualsiasi dibattito, secondo me sfugge quello che potremmo essere se ragioniamo in termini di futuro. Perché, vedete, qui c'è anche Stevanato del Centro Studi Storici di Mestre. Noi abbiamo le radici, abbiamo la storia, abbiamo il passato, però per curiosità prima guardavo sul telefonino l'anno di fondazione di Miami, perché mi ricordavo che ero a Miami, è stata fondata nel luglio del 1896, aveva 400 abitanti. Ecco, quindi fino a luglio del 1896, cioè l'altro ieri, non esisteva Miami. Mi pare che sia una città che ha una sua identità, una sua visibilità, una sua notorietà, una sua dimensione, una sua importanza da ogni punto di vista. E allora se noi non costruiamo l'identità, non possiamo dare valore, perché il valore si costruisce innanzitutto sull'identità e dopo quel valore diventa un valore intangibile ma anche materiale. E allora se diamo il valore anche materiale, allora sarà più semplice dire a quello che è nel parallelepipedo di via Camarcello di venire nel centro di Mestre o andare in qualsiasi altro luogo della terraferma di Mestre in senso ampio, lato o ristretto, perché avremo costruito l'idea che è un luogo, che è innanzitutto un luogo, non un non luogo. È un po' come la differenza atletica tra l'essere e non essere. Ma noi siamo o non siamo? Io quando mi guardo allo specchio dico io sono, io chi sono? Io ho un nome, ho un cognome, ho una famiglia, vivo in una città e so qual è. E la amo perché so qual è. Anche lì è importante anche dal punto di vista pedagogico. Perché quando a uno studente o a un figlio tu insegni ad amare la sua città, diventerà un bravo cittadino. Non butterà la carta per terra, perché lo farà per rispetto di ciò che ama, per rispetto di ciò in cui si riconosce. E quindi una cosa in più includo. Quindi la prima cosa da fare: combattiamo tutti per difendere l'identità e combattiamo contro quelli che hanno paura dell'identità, perché pensano che affermare un'identità significa contrastarne un'altra. No, qui nessuno vuole contrastare nessuna identità altrui. Noi amiamo tutte le identità, però dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarne una, perché è l'unica strada che possiamo avere dal punto di vista istituzionale, politico, religioso, comunitario, da ogni tipo di sportivo. È l'unico modo che possiamo avere per poter fare un convegno fra 10, 20, 30 anni di questo tipo, con magari qualche speranza in più rispetto a quella che possiamo depositare oggi. Grazie, grazie. Torniamo alla signora all'altura.
proprietaria dell'hotel, del famoso Hotel Bologna, in una zona che, ciao Guglielmo, e viva la nostra squadra, mi raccomando. E sì, dicevamo appunto l'Hotel Bologna, che è naturalmente collocata in una delle posizioni più, diciamo, complicate della nostra città, e quindi abbiamo parlato proprio dal punto di vista della sicurezza durante il nostro dialogo. E spiegaci che cosa... Buonasera a tutti e vi ringrazio. Allora, mi dispiace appunto calarmi nella realtà di quello che dobbiamo fare, però io in effetti vivo e lavoro nel quartiere Piave e mi rendo conto che quando Maria Laura mi ha chiesto effettivamente di riferire sulla situazione di Mestre oggi, non mi sono potuta esimere dall'affrontare due argomenti particolarmente importanti, che è il degrado e la sicurezza. Noi praticamente il degrado di Via Piave purtroppo sembra essere rappresentato principalmente da una forte presenza costante e sempre più aggressiva di spacciatori e tossicodipendenti. Noi come albergo abbiamo dovuto anche installare un corcello automatico a protezione di una zona di accesso, perché in effetti rimaneva una zona franca per spaccio e consumo. E questo penso che sia di fronte davanti agli occhi di tutti il fatto che, nonostante alcune attività storiche di Via Piave abbiano continuato ad operare, quella che una volta era una delle vie d'eccellenza commerciale cittadina si è andata via via perdendo il suo potere attrattivo, perfino per i nostri stessi concittadini, lasciando così ampi spazi di potenziale degrado visivo e non solo, che amplificano ulteriormente quel senso di abbruttimento ed abbandono della nostra zona. Tale degrado cosa ha portato? Ha portato che molti cittadini abbiano deciso di allontanarsi da quartiere Piave, vendendo, addirittura svendendo i propri immobili, dato che il loro valore è andato via via progressivamente a ridursi drasticamente. Questo ha portato una conseguenza di una vera e propria fuga, e il quartiere adesso risulta abitato principalmente da persone anziane e per lo più affittato a nuclei familiari, quindi senza un reale poi controllo su chi effettua e chi occupa di fatto quegli immobili. Allora mi fa piacere che tutti vedano e abbiano questa immagine di Mestre che possa crescere, e io sono convinta che anche la zona di Via Piave possa migliorare la propria condizione, però per fare questo secondo me è necessario, e bisogna capire come, in qualche maniera, favorire le aperture di attività legate alle prime necessità di quartiere, che dovrebbe essere finalmente ripopolato da famiglie di giovani in grado di ricreare un vero e proprio nuovo tessuto sociale con una migliore integrazione basata sul rispetto di regole certe e valide per tutti. Quindi, secondo me, prima bisogna riuscire effettivamente a ridare la zona alle persone che ci abitano, perché bellissimo tutti i progetti, questo passa attraverso, come molti ho sentito, lo sport, la cultura, però bisogna in qualche modo riuscire a farcelo. Grazie. Grazie. Cambiamo genere completamente e parliamo con Doriana Visentin, che è la presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia, che ci racconta dal suo specifico punto di vista qual è la sua prospettiva. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Poi questo andare a salti di Maria Laura mi ha messo un po' in difficoltà, cercherò di portare il mio contributo in maniera chiara. Io ho sentito molto parlare di difficoltà di avere sostanzialmente un'identità all'interno di questa città. Io mi permetto di dire che sono il derivato tecnico di questa città, perché io sono un chimico industriale e come tale ho frequentato un corso di studi che era... Scusate, ho frequentato un corso di studi
che era, diciamo così, il naturale svilupparsi, diciamo così, accademico di quella che era la realtà industriale di questo territorio. È vero anche quindi che Mestre spesso si associa negativamente, per carità, al polo industriale di Porto Marghera, ma a mio avviso questa è una città che deve imparare tecnicamente dal proprio passato, perché ha prodotto tantissimo da un punto di vista industriale, da un punto di vista tecnico, anche come professionisti del settore. Stamane, proprio per la mia attività lavorativa, ero nel polo industriale e ho avuto modo di conoscere e riconoscere colleghi preparatissimi, con professionalità, scusate, che si sono sviluppate e sono caratteristiche di questo territorio, sia dal punto di vista di produzione che dal punto di vista di tutela, per purtroppo quello che noi tutti siamo abituati a riconoscere negativamente in questa struttura industriale, come professionisti che si sono, vi dicevo, specializzati nella tutela della salute e dell'ambiente. Conseguentemente, quindi, come vi ho riportato, è una città che a mio avviso deve puntare sulla sostenibilità, deve puntare sulla tutela ambientale, perché ha tutta la storia necessaria per farlo nella maniera più adeguata. Chiaramente poi lo sviluppo del polo scientifico di Via Torino è sicuramente un elemento che aiuterà la nostra città in questo senso, ed è, tra l'altro, mi permetto di dire, conoscendo i professionisti che qui si formano e che qui lavorano, ha proprio quel taglio ambientale che ancora una volta distingue il nostro territorio. Quindi io la ritengo un'identità preziosa e quindi non, come dire, abbattiamoci. È stato un passato pesante che però ci ha lasciato un'eredità, a mio avviso, estremamente importante. Vediamo di sfruttarla. Bene. Grazie. Adesso chiamo un amico, un grande amico, Monsignor Fausto Bonini. Prego, vuoi sederti o... Ecco. Allora, Monsignor Fausto Bonini, già parroco del Duomo di Mestre e già delegato patriarcale per Mestre, e è la persona che io chiamo il più mestrino dei veneziani, quindi con molti meriti, tra l'altro quella di aver fondato la casa studentesca di Santa Fosca e quella che c'è qui dietro alla standa. Grazie dell'invito, un plauso a Maria Laura, perché veramente riuscire a mettere insieme con costanza tante persone per riflettere sull'identità di questa nostra città credo che sia una cosa da sottolineare. Per quel che mi riguarda, io sono mestrino dal 2002, prima ero veneziano, e quindi ho il privilegio di aver potuto leggere la realtà di Mestre venendo dal di fuori. Credo che sia importante, e quindi anche scoprire quanto Speranzon diceva, vivere questa dimensione dell'identità, credo che sia importante farlo, e senza complessi di inferiorità o cose del genere. Ecco. Io vivo la vicinanza con Venezia come un privilegio di avere accanto la città più bella del mondo, ecco, non come un peso, però questo può comportare anche dei problemi, e quindi ci sono problemi che vanno affrontati. Ma vorrei trattare due punti rapidamente. Il primo è quello della capacità di incidenza di questi incontri che noi facciamo rispetto alla realtà dentro la quale viviamo. Io credo che la separatezza che noi viviamo di fronte a una ricchezza straordinaria di interventi, di persone che si dedicano, di associazioni, eccetera. Perché mi sono chiesto? Perché tutto questo non riesce a incidere? Ma non riesce a incidere perché non ci coordiniamo reciprocamente. Ho trovato la risposta in una favola di Esopo. Esopo racconta questa favola, dice un contadino che ha parecchi figli e questi figli sono sempre in discussione tra di loro, non vanno d'accordo perché uno propone una cosa, un altro propone l'altra, eccetera. Allora il papà a un certo punto, il contadino, si è stancato e ha preso delle asticelle, dei pezzetti di ramo così,
e ha detto ai vari figli spezzalo, lo spezzavano con niente. Adesso dice mettete insieme tutti questi ramoscelli, metteteli insieme, prova a spezzarli, non si spezzano perché sono insieme. Ecco, io credo che una carenza rispetto alla possibilità di incidenza nel tessuto culturale di Mestre sia anche questa incapacità di mettere insieme le varie parti per poter contare di più. Detto questo, io credo che la cosa più importante, apro una piccola parentesi perché mi è venuto in mente, sentendo Speranzon, il discorso della piazza. Che immagine ho io della piazza? Quando io sono venuto da fuori, ci ho vissuto dal 2002 al 2014, ci continuo a vivere ancora ovviamente, ma prima la vivevo in modo decisamente più forte, e avevo questa impressione. Al mattino, non so se adesso sia cambiata, credo di no, al mattino c'era verso la fine della mattinata tutti i pensionati di Mestre che si incontrano per fare due chiacchiere, per salutarsi, eccetera, eccetera. C'è anche adesso. Al pomeriggio c'era un'invasione di carrozzine di quelle con una persona anziana seduta e una badante che la trascinava, e tante carrozzine invece di bambini, ma non di bambini di gente di Mestre, di gente che è arrivata a Mestre, quelli che noi definiamo come extracomunitari. Quindi ho avuto sempre l'impressione che la piazza era fatta da queste persone. Oggi queste persone non sono presenti, non c'è nessuno qua, guardando le facce siamo tutti residenti eccetera, ma non c'è nessuno che viene dal Bangladesh o da altre parti. Eppure questa è Mestre, questa è la Mestre nuova, e di questa Mestre nuova noi dobbiamo tenerne conto, perché questa costruisce il futuro. Cioè alcune carrozzine vanno verso la fine della vita, le altre carrozzine sono quei bambini che riempiranno le nostre strade fra qualche anno. E quindi questa cosa qua deve metterci in allarme per dire che cosa possiamo fare, che cosa possiamo produrre perché queste persone, e anche perché noi sentiamo che queste persone fanno parte della nostra stessa identità. Allora, chiusa questa parentesi, mi sono preoccupato di pensare un momentino cosa si può prevedere per il futuro, il nostro futuro, come lo costruiamo il nostro futuro. E mi sono detto, ma dov'è il futuro a Mestre? Dov'è il futuro? Non è qua, noi rappresentiamo il passato, non siamo il futuro. Dov'è il futuro di Mestre? E mi sono detto, il futuro di Mestre è in via Torino, dove ci sono 2500 giovani che studiano. Il futuro di Mestre è alla Gazzera, nessuno l'ha nominata, altri 2500 studenti universitari dell'Università dei Salesiani, 2500 come via Torino. Via Torino nascerà qualche cosa di nuovo anche dal punto di vista residenziale e poi tutta la zona, Don Natalino può dirlo, tutta la zona di Mestre, di Viale San Marco eccetera, sempre meno abitata da residenti tradizionali e sempre più abitata da studenti che hanno domicilio magari eccetera, quindi piena di studenti. Il futuro è in via Torino, in via Giosuè Carducci, dove c'è una casa studentesca dove abitano 70 studenti universitari che si autogestiscono in una casa e che studiano qua a Mestre o a Venezia, ma che vivono la piazza, eccetera. Ecco, è di questa realtà che noi dobbiamo cercare di renderci conto, ed è una realtà che ci interpella fortemente. Ultima cosa, poi mi fermo, è il che cosa si può fare, mi sono chiesto, cosa si può fare? Allora, io non ho altro che parole di elogio per il professor Stevanato che è qui presente, per il Centro Studi Storici di Mestre, quindi è una cosa straordinaria per quello che hanno prodotto e per quello che produrranno, ma è Centro Studi Storici di Mestre. Il futuro, dov'è il futuro? La mia proposta è che bisogna cominciare a costruire anche un centro studi sul futuro di Mestre, che produca pensieri, che produca delle cose positive, in modo che attraverso queste ricchezze si possa anche decidere che
Mestre può avere un futuro diverso da quello che ha, ma bisogna andare dove c'è il futuro, dove sono i giovani. Ho letto sul Gazzettino di lunedì di una impresa che assume dei giovani e li mette a insegnare ai più vecchi. Non so se l'avete letto anche voi, cioè, i giovani vengono assunti e cominciano a dire la loro prospettiva, quindi noi non possiamo continuare a dire dobbiamo invitare i giovani, no, non si invita nessuno, bisogna sollecitare quei giovani che già esistono a produrre delle cose in modo proprio. Grazie. Lo dicevo che era più di interviene adesso Giorgio Malavasi, giornalista di Gente Veneta, anche lui con una grande prospettiva sulla città nel suo complesso, e vorrei sapere appunto da lui che cosa ne pensa di quanto ha sentito e che cosa vede per il futuro. Allora, io mi concentrerei su un aspetto, uno solo in realtà, quindi non sulla complessità, ma perché penso che un aspetto sia particolarmente emblematico e quindi possa dalla particolarità estendersi e dire qualcosa a tutta la città. È un aspetto critico, mi pare, molto decisamente per Mestre, ma che proprio per questo può trasformarsi in un'opportunità significativa. A me pare sia la crisi e quindi la possibilità di ripresa, insomma, del patrimonio immobiliare di Mestre. Sembra una cosa appunto molto come dire, ad angolo ridotto, in realtà riguarda tutta la città e riguarda tutti gli aspetti del vivere la città e nella città. Vi do due dati solamente. Mestre nel 1977, l'anno in cui ha avuto più abitanti, più residenti stabili, aveva 210.000 persone residenti in maniera stabile. Oggi sono 176.000, ne ha persi 33-34.000 e al tempo stesso però in questi anni, in questo quasi mezzo secolo, c'è stato l'innesto appunto di quelle persone, tante di cui parlava Don Fausto un attimo fa, e cioè gli stranieri, 30.000 insomma diciamo approssimativamente, altrimenti conteremo 60-70.000 mestrini in meno. È vero che c'è stata un'incidenza forte della denatalità, del tasso naturale negativo appunto, ma più forte ancora è stata la fuga dei mestrini verso l'altrove, cioè tendenzialmente verso i comuni di prima fascia attorno. Perché? Perché ci hanno trovato un luogo migliore per abitare e non solo meno costoso, anche, ma migliore. E per abitarci perché le case, questa è la prima idea di una famiglia, è casa e lavoro. Bisogna trovare una casa dove si può vivere. A Mestre, nel 77, anno del record, eravamo ai tempi dell'apice, insomma, del grande sviluppo immobiliare e urbano della città. A Mestre quel tipo di organizzazione urbanistico e di qualità architettonica delle dimore dei mestrini non ha più avuto, già era come dire, scadente al tempo, tutti lo riconoscono, ma ha avuto scarsi, modesti episodi di riqualificazione, di miglioramento e di significativo cambiamento. In certo qual modo l'essere arrivati in una condizione così precaria, difficile, è anche la base di partenza ideale per ripartire, quindi per riqualificare in maniera poderosa e fino ad arrivare ad essere quello che Mestre può diventare, cioè una città che proprio per questo diventa una città qualitativamente molto alta dal punto di vista urbanistico e architettonico dell'abitare. Come forse una partita, una possibilità ce la siamo un po', l'abbiamo dirottata altrove in maniera che ha certamente i suoi significati, che è quella di usare i milioni del PNRR per un altro progetto grande che è quello della cittadella sportiva di Tessera, però era secondo me un'opzione possibile. Però ciò non toglie che la ricchezza, la forza del tessuto civile, sociale, economico, politico di questa città può pensare a questo come un obiettivo importante. Anche perché, ed è il secondo aspetto, poi chiudo, è anche il secondo dato che avevo anticipato all'inizio,
Saprete tutti che 1/3 delle emissioni climalteranti di un contesto sociale, di una città, derivano dalle case, essenzialmente dal riscaldamento, essenzialmente dai fumi di combustione delle caldaie domestiche. Allora, qui ci si può ricongiungere anche con tutto quello che è stato detto anche un attimo fa a proposito dell'opportunità ambientale per questa città. Riqualificare poderosamente il patrimonio immobiliare di questa città significa anche poter arrivare a una città a emissioni quasi zero. Quello che dovremmo fare dal 29 secondo l'Europa, quando non potremo più acquistare le caldaie a gas, francamente, ma prima ancora lo possiamo fare, usando gli strumenti in essere, posti in essere dallo Stato e dal governo, penso ai vari bonus che ci sono, aggiungendone altri di fonte nostra. Il Comune penso che possa considerare anche come investimenti dei mutui finalizzati a questo obiettivo, e incentivi e disincentivi, perché servono anche disincentivi a volte anche per smuovere la pigrizia, la difficoltà, insomma, non diciamo cose negative, la difficoltà che hanno le famiglie nell'accettare il salto in avanti da questo punto di vista. Ecco, mettere insieme questi ingredienti per puntare a questo obiettivo parziale della città, ma che si apre a tutti gli aspetti del vivere la città, a me pare una cosa importante. Grazie. Grazie. È stato citato molte volte e quindi adesso devo chiamarlo. Roberto Stevanato, Presidente del Centro Studi Storici. Abbiamo capito che devi mettere su un altro centro. Grazie anche delle citazioni. Mi preoccupano perché quando si vede proprio le studentesse, giovani studentesse che maturano e acquisiscono una posizione importante nella società, ciao Doriana, e ci si rende conto anche dell'età che avanza e ci si rende conto che tante battaglie che abbiamo fatto, di tante battaglie ne abbiamo parzialmente vinta qualcuna, ma purtroppo non siamo riusciti ad arrivare al traguardo di tante altre. È da 50 anni che io mi batto personalmente, poi anche con il Centro Studi Storici, proprio per quell'identità di città, per quella riqualificazione, per quel vivere la città, per quella città vivibile che è un po' di più della città bella del compianto amico Gaetano Giorgetto. Una città può essere bellissima, ma può diventare poco vivibile. Forse ne abbiamo un esempio più vicino di quanto pensiamo. Pensiamo a Venezia. Parliamo con gli abitanti di Venezia. Parliamo con gli abitanti di Venezia. Allora, ecco che bisogna in qualche modo valorizzare le identità originarie, dico le identità, che non significa separazione, quello è un altro discorso, non significa autonomia, quello è un altro discorso su cui potremo parlare. Ma finché io vedo anche in un recente convegno e mostra fatta all'M9 che ancora si parla della nuova grande Venezia, vuol dire che non si è capito assolutamente niente. Non si è capito assolutamente niente, perché se rimaniamo ancora legati a quel peccato originale che c'è stato e non abbiamo maturato che le società sono diverse, sto parlando della società di laguna e della società di terra, allora vuol dire che non faremo mai passi in avanti. E io sottoscrivo tutto quello che è stato detto dai miei amici descamisados, scusate il termine, ma anche da Monsignor Bonini e dalle signore. Sottoscrivo tutto perché chiaramente sono cose che abbiamo detto e ridetto, su cui ci siamo confrontati, abbiamo maturato, quante volte ne abbiamo parlato. Ed è vero che io sono presidente del Centro Studi Storici, Monsignor Bonini, ma quante discussioni abbiamo fatto qui sotto legge del Centro Studi Storici sull'attualità della città e sul futuro della città. Io ricordo per esempio una per tutte, che noi come Centro Studi Storici di Mestre, qui su questo banco abbiamo invitato il sindaco appena eletto,
ma non solamente l'ultimo, Brugnaro, ma anche i precedenti, per dire bene, adesso dici cosa intendi fare nella tua amministrazione ora che hai preso questo posto di responsabilità. Quindi abbiamo parlato di presente e abbiamo parlato di futuro tante volte, ma poi siamo legati sempre a questo peccato originale, perché finché si pensa che questa sia una nuova Grande Venezia, vuol dire che tutti i discorsi che abbiamo fatto sono buttati fuori dalla finestra, nel cestino. Vuol dire che non riusciamo a maturare un'idea di come possano essere governate due città così completamente differenti attraverso un discorso organico e comune. E non sto parlando in modo dolorato solo per Mestre, pur condividendo quanto ha detto Graziotin, che negli ultimi 30 anni certamente si sono fatti dei passi in avanti e ci mancherebbe altro. Ma se dopo facciamo il confronto con le vicine Padova e Treviso ci rendiamo conto di quanto indietro ancora siamo. Andate a fare una passeggiata al centro di Treviso, che ha meno abitanti di Mestre, andate a fare una passeggiata al centro di Padova, che ha più abitanti di Mestre, noi siamo in mezzo. Le potenzialità nostre sono sicuramente superiori di quelle di Padova e di Treviso, basta pensare alle infrastrutture per esempio, e non solo. Però siamo indietro perché siamo ancora legati purtroppo a un'idea che la storia ha condannato, quella della Grande Venezia. Allora, io chiudo, nella precedente campagna elettorale per l'amministrazione comunale e amministrative, mi sono permesso di fare un documento che ho fatto girare e ho mandato a tutte le segreterie dei candidati sindaco. E questo documento dicevo, sentite, ma perché, visto che la realtà è questa ed è incontrovertibile, ma perché non pensate come amministrazione di fare un nuovo modello di amministrazione? Il sindaco non si mette in discussione, quello che verrà eletto, va benissimo. Ma perché non create 2 vice sindaci? Lo statuto non può, 2 pro sindaci, uno per Mestre, uno per Venezia, con ampie deleghe e gli assessorati legati più strettamente al territorio, sto parlando urbanistica e quindi edilizia privata, sto parlando ambiente, sto parlando i servizi sociali, i lavori pubblici, il commercio. Non dividerle in 2 settori. Il settore secondo le 2 espressioni territoriali di questo comune. Qualcuno addirittura mi ha detto, ma come? Stevanato da sempre separatista adesso si diventa unionista. Non si è capito il concetto. Non si tratta di separazione o unione, si tratta di governare in modo diverso questa città. E non mi riferisco solamente a quest'ultima giunta, mi riferisco chiaramente. Quindi non è un discorso di Brugnaro, non Brugnaro, di Orsoni, non Orsoni, di Cacciari, non Cacciari, di Costa, non Costa, giusto per citare gli ultimi. È un discorso culturale, perché qua manca una cultura della città. Grazie. Dicevo che anche il commercio è diverso, quindi ci dovrebbe... È stato citato anche il suo campo di azione, quindi inviterei qui Daniele Minotto, che è il vice direttore dell'AVA, dell'Associazione Veneziana Albergatori, perché dal suo punto di vista sicuramente può dire la sua, a parte sui parallelitipedi, ma comunque in generale. È doverosa dal punto di vista sindacale perché sono nostri soci e sinceramente rispetto al deposito di materiale ferroso della De Monte credo che abbiano un po' migliorato l'ambiente rispetto a quello che c'era prima. Hanno riqualificato per un po' di persone, anche perché, perdonatemi, poi intervento più. Pensiamo quando c'era il Covid che non c'era nessuno, il degrado c'è stato quando non c'erano le persone, quando non c'erano quelle persone che venivano ospitate. Ora che si sta ricominciando, sta migliorando la situazione in quel territorio. Quindi dove c'è gente che viene per vivere in una città, noi impattiamo per quasi 9 milioni di arrivi nella città, 11 milioni di presenze, e a Mestre abbiamo
1.900.000 arrivi, quindi 1.900.000 persone nuove ogni anno che vengono a Mestre perché vengono ospitate a noi. È innegabile che vengono per vedere il centro storico della città, vengono per degli eventi, però il 99% vengono per quello. Però la riflessione, mi piace venire a parlare di turismo a Mestre perché almeno siamo visti come il nemico numero uno, come portatori di drammi. Deve essere visto come un'opportunità. Questo 1.900.000 persone, che il dato più brutto è che si fermano molto meno che quelli che stanno a Venezia, perché fanno 3 milioni e mezzo di presenze a Venezia e aumentiamo quasi di un giorno, di una notte di permanenza. Quindi vuol dire che forse, se ci fosse qualcosa in più, abbiamo fatto degli incontri anche nella precedente amministrazione, che è la stessa, con l'assessore Mara all'epoca, dove si è iniziato a fare le serate a Mestre, queste cose. Cioè quello che si chiede il turista che ritorna a dormire a Mestre e dopo le 19 se esiste Mestre, perché anche i servizi, i negozi, io sono figlio di negozianti mestrini, non abito più qui, però tutti i servizi erano pensati per i residenti a Mestre, non erano pensati per chi, e diamo una potenzialità di 1.900.000 persone, non sempre 130.000 che poi si va sul singolo quartiere. Quindi dovrebbe essere ripensata sicuramente da questo punto di vista. Poi l'altra cosa è che io sono convinto, noi siamo convinti che Mestre diventa sempre più centrale nel momento in cui si identifica sempre di più con Venezia. Io se vado a Roma all'Euro sono a Roma, perché qui non posso dire che sono a Venezia? Un newyorkese, quando ne parliamo dei nostri problemi di distanza, per molta gente il Veneto è Venezia, un newyorkese è quella, la dimensione della nostra regione è di una grande città mondiale. Quindi è un problema sicuramente di infrastrutture, spostamenti, abbiamo un aeroporto che funziona bene, sta ritornando a fare i numeri del 2019, a settembre torniamo al 90% degli arrivi con compagnie primarie. Chi arriva con l'aeroporto che è un vantaggio non indifferente perché è tutta utenza altospendente, il 70% del PIL del Comune di Venezia che dà il turismo, stiamo parlando di 1,5 miliardi di euro, lo danno i pernottanti. Quindi tutto quello che è un sistema di servizi che andiamo a legare, il fatto di poter dare a chi torna dalla città storica che sta durante la giornata dei servizi alla sera, pensiamo, una delle cose che a me, tutti quanti, quando è scoppiata, adesso che stiamo riprendendo bene fortunatamente, è scoppiata la guerra, ci sarà un dramma perché non vengono i russi. A Venezia per noi se il prezzo da pagare della guerra è la mancanza di presenza dei russi è un problema, 2,4% di presenza. I russi non vengono nella città d'arte, stanno tutta la settimana non stanno da altre parti, perché non dai dei servizi a Mestre per cui vengono a Mestre, poi vengono perché fanno foto in piazza San Marco, perché vanno a Casinò e vengono anche a Venezia dopo. Cioè oggi c'è un mondo di turismo che vengono anche per vivere dei servizi, non solo per vivere il luogo dove si va a visitare durante la giornata. Quello secondo noi è quello che un pochino manca a Mestre, perché noi possiamo mettersi alberghi, possono essere più o meno belli, si può discutere di tutto quello che si vuole. Il problema di quelle che sono le recensioni negative è il fatto che mancano un'offerta che sia alternativa a quella di fare un giro intorno all'albergo e tornare in camera. Oggi questo è il problema grosso che c'è. Quindi l'identità la si proprio su quello che si viene fatto. Venezia deve essere un punto di forza perché è la grande brand attrattivo. La regione ha deciso di chiamare non più Tra Terra e Cielo ma The Land of Venice, perché sanno che anche il Veneto non è conosciuta Venezia. Quindi non deve essere vista come una forma riduttiva il fatto di avere un nome così pesante, deve essere davvero un'opportunità, trasformarla da questo punto di vista. E davvero non è che Mestre avrà un'identità. Noi diamo lavoro direttamente a 8.000 lavoratori, 30.000 nell'indotto stretto. Perché non deve essere un settore sul quale questa città, visto che il polo chimico non c'è più, altre attività non ci sono, messa una grande piattaforma logistica per quello che è la movimentazione del turismo in Italia, partendo da uno dei brand più importanti in assoluto. Porto via Grazie. Siamo arrivati agli ultimi due interventi prima di sentire l'assessore e chiamerei l'avvocato Ugo Picozzi, presidente del comitato Mestre Domani, anche lui uno storico e con una mente sempre proiettata nel futuro, vero? Grazie per il futuro, soprattutto. Allora, diciamo che sono rimasto affascinato dalle varie prospettive
convergenti peraltro dei discorsi di questa sera, anche perché mi pare che alla fine il tema principale che abbiamo trattato è quello del titolo: capire la città complessa. Capire la città complessa perché questa città, senza andare troppo in là del tempo, certamente bisogna farla nascere nelle sue prospettive sociologiche negli anni 50 con quella che si chiamava Mestre Far West, cioè il momento della crescita urbanistica della città, poi negli anni 60 con Mestre Dormidoglio e poi pian pianino con una crescita sociologica della città, perché la città non è ferma, si è mossa molto nel tempo. Chi l'ha vissuto questo periodo, io e Roberto Stevanato in particolare, forse più di altri, ne abbiamo piena contezza. Cosa è successo? È successo che la città, pian pianino, pur non avendo una propria gestione amministrativa autonoma, alias comune tanto per capirci, ha però costruito delle realtà culturali, sociali, sportive, che l'hanno in qualche modo rappresentata come società, come società civile. E queste sono andate crescendo nel tempo e sono andate creando uno spazio di città che ancora non è pienamente compiuto, ma che si sta compiendo sempre di più. Pensiamo per esempio alla pedonalizzazione del centro, al Centro Candiani, all'M9, al premio di pittura che è diventato premio internazionale, al fatto che il comitato che io rappresento nei prossimi giorni diventerà una fondazione. Cioè ci sono tutta una serie di passaggi che stanno portandoci sempre più ad essere città. Una città che soffre la vicinanza di Venezia, perché certamente da un punto di vista sociologico Venezia non lascia uno spazio di crescita, o almeno non l'ha lasciato, perché c'è stato, come è stato detto da più parti, una serie di considerazioni non positive nei rapporti tra Venezia e Mestre. Non è una grande città Venezia e Mestre, sono due realtà diverse, una città di terra e una città di acqua, e sono molto diverse. Non è che il ponte che unisce Venezia e Mestre ne ha fatto un'unica città. Buda e Pest erano due realtà diverse, ma quando hanno fatto il ponte delle catene che le ha unite sono diventate Budapest. Perché? Perché sono realtà simili fra di loro, e questo ponte e quindi le ha unite e le ha messe insieme. Così non è per Mestre e Venezia. Mestre e Venezia sono diverse, e come diceva prima mi pare Roberto Stevanato, non c'è dubbio che la prospettiva di crescita debba essere necessariamente quella di dare degli spazi pur all'interno di un comune, perché ormai credo che sia superato l'idea della divisione, ma di gestione diversificata, perché diverse sono le realtà. Solo così penso possiamo andare avanti. E allora, certo. Ma certamente Marghera fa parte di Mestre in maniera integrante, perché se Mestre è quella che è perché c'è stato Porto Marghera. Non c'è dubbio che Porto Marghera è quella che l'ha fatta crescere nel tempo. Porto Marghera città io. Sì, ma la città ovviamente le varie integrate, migliorate. sì, ma certo, però fa parte di un'unica realtà, di tutta la terraferma. Non credo che si possa diversificare una parte da un'altra, anche se certamente poi potremo anche fare delle considerazioni urbanistiche che adesso non è il tempo di approfondire. Mi limito a dire una cosa, che le prospettive future quali sono? Può essere certamente una prospettiva studentesca, ma credo che le prospettive future principali debbano essere quella di far valutare la centralità della nostra città. Noi abbiamo il porto, l'aeroporto, la ferrovia, le autostrade. Nel nord-est siamo l'unica realtà che ha tutte queste realtà che possono diventare importanti per una crescita cittadina. E abbiamo Porto Marghera. Porto Marghera con le prospettive di sviluppo deve crescere, deve tornare a una nuova realtà, di un'industria diversa, certamente non inquinante come in passato, ma se queste sono le prospettive allora credo che possiamo effettivamente fare qualcosa di buono. Grazie. Grazie. Terminiamo con un'amica, con un'altra giornalista, Mitia Chiarin, giornalista della Nuova Venezia. Prego, se vuoi venire. Allora, io mi sono presa degli appunti, sarò velocissima comunque. Verso credo di che loro. insomma molti dei punti che mi ero segnata li avete già anticipati voi, vado per spot. Sì. Allora, ci sono delle emergenze. L'emergenza è anzitutto quella della sicurezza. Una donna di notte per Mestre
insomma, non gira tranquilla, e questo è un problema. Forse non gira tranquilla in certe zone neanche un uomo, però insomma il problema esiste. Occorre un intervento di sicurezza, ma sicurezza che è ovviamente in mano alla polizia e quant'altro, ma serve anche un intervento sociale che ormai non si può più rimandare o ridurre, e lo sa bene anche Maria là, perché tu hai partecipato a una serie di incontri sul tema delle tossicodipendenze, e questo esce, cioè che c'è un grosso problema. Io quando ero ragazzina, negli anni '80, si andava in piazza Ferretto, c'era la compagnia dei tossici vicino a Baessato. Adesso questa compagnia dei tossici in piazza non c'è più, perché sono distribuiti in varie parti, non è soltanto il cosiddetto quartiere Piave a essere zona di spaccio e di consumo. Il problema grosso è che la cultura del buco è tornata, quella che noi vedevamo negli anni '80 oggi è tornata, ed è un problema, lo dico perché prima Don Bonini segnalava questa cosa, ed è un problema anche per le comunità dei nuovi residenti, che sono le comunità straniere che non vengono qui perché sono in vacanza, vengono qui perché lavorano alla Fincantieri e quant'altro, che sono vittime anche loro di scippi e pestaggi a volte per rubare magari 10 euro, e che sentono fortissimo questo problema, e che nei prossimi giorni faranno una manifestazione, ve lo dico, qui a Mestre, assieme agli italiani che vorranno partecipare, cioè cercano questa alleanza, che sarebbe anche un modo per parlarsi. Assolutamente. Okay. Ci sono varie zone della città che, per effetto dell'abbattimento dei costi dovuti al fatto che abbiamo una edilizia vecchia in tante parti della città, queste case sono state vendute o svendute e hanno trovato come compratori spesso delle famiglie straniere, nuovi residenti che fanno bambini e che vengono a vivere qui, e abbiamo interi quartieri, intere strade che ormai sono di non italiani, se vogliamo metterla da questo punto di vista. Qui va fatto un grosso lavoro di integrazione sociale, perché altrimenti potrebbero in futuro esplodere dei problemi se non ci si parla tra cittadini di questa città, non comune perché complessa, cioè Mestre è assolutamente questo, è un luogo di una complessità estrema. Altra questione che tira in ballo anche il commercio non è in crisi da ieri, è in crisi da 10-12 anni perché ci hanno circondato dei centri commerciali. Se oggi uno vuole dire cosa facciamo in un luogo della città, apriamo un nuovo centro commerciale, no grazie, ne abbiamo anche troppi, cioè ne abbiamo avuti anche troppo, siamo stati ammazzati dai centri commerciali, e bisogna trovare delle nuove soluzioni merceologiche. Io non so dare la risposta, però evidentemente serve puntare su questo. C'è anche un'altra emergenza che è quella della identità. Allora, io sono nata in via Ciardi, okay? Sono cresciuta a Campalto, ho residenza alla Gazzera, oggi abito a Mestre Centro. Sono mestrina. Direi. Cioè facevo parte di 4 quartieri diversi, Zelarino, Campalto, Gazzera e Mestre Centro, sono 4 quartieri, sono mestrina, ma mi sento anche veneziana. Posso sentirmi anche veneziana. Ok. Esatto. Allora, quello che volevo dirvi era questo: per sanare le difficoltà nel rapporto tra Mestre e Venezia serve un indennizzo per Mestre, che deve essere un indennizzo in bellezza. Mestre è stata scippata, è vero, per fare posto alle case degli operai, ha avuto uno sviluppo talmente abnorme che pezzi del passato che erano decisamente belli, Parco Ponci, Parco di Villa Ponci, faccio un esempio, il Sacco, ha bisogno oggi, per tranquillizzarsi nel suo rapporto con Venezia,
di un indennizzo di bellezza, quindi vuol dire costruzioni che siano pensate, che siano belle, che siano pensate con l'idea di portare un'architettura che sia moderna ma che sia anche avvincente e che richiami turismo. Altra idea molto bella che può richiamare turismo, io la sposo, ne parlo molto spesso, è la questione della street art fatta bene, non, cioè, con dei committenti, con degli accordi con i proprietari delle pareti cieche, che potrebbe permettere a Mestre di diventare un luogo del moderno, che è quello di cui probabilmente abbiamo bisogno per creare, per aiutare questa identità a crescere e a svilupparsi. Ultima cosa, abbiamo un patrimonio di forti che circondano Mestre. Il più bello, il più noto è Forte Marghera, ma ne abbiamo anche molti altri, penso Forte Carpenedo, Forte Mezzacapo, che lavorano molto bene, ma tutti gli altri potrebbero diventare spazi per associazioni, per attività culturali, anche semplicemente per la socialità di questa città che ha bisogno. Ultima cosa, liberiamoci dagli ex. Io sono stanca dei buchi neri, sono stanca di perdere tempo con ex Umberto I, ex De Amicis, ex Emeroteca, potrei andare avanti un bel pezzo. Ai due lati di Piazza Ferretto, che è il cuore della città, abbiamo due spazi che non abbiamo ancora capito, sia come giornalisti che come cittadini, che futuro avranno, come verranno sviluppati. Ultima cosa, poi veramente basta, serve il dialogo, e occasioni come queste sono utili, ma ce ne vorrebbero molto di più, perché credo che piuttosto che fare un progetto che non è condiviso, che non è partecipato, che non è pensato assieme alla gente, forse perdiamo mezz'ora in più anche politicamente parlando, perdiamo 5 giorni, ma troviamo delle soluzioni che siano condivise con la gente. Grazie Nicla. E adesso, caro Assessore, dopo aver ascoltato tutte queste cose, il dovere è arrivato. Prego. Innanzitutto grazie per l'invito e porto anche il saluto del sindaco che sa che sono qui. Prima cosa tecnica, quanti minuti ho? Allora, sono le 8 meno un quarto e potremmo farne un'altra poi. Lo so che gli argomenti sono tanti, ma... Gli argomenti non è che sono tanti, sono impegnativi. Sì. E quindi cercherò di dire quello che posso in questi pochi minuti che mi viene data la possibilità. Però già in anticipo, se volete, mi vedo disponibile per una cosa più tranquilla, più calma, quindi arrivare anche con molti più dati, molte più informazioni. Perché dico questo? Faccio una domanda provocatoria: siamo sicuri di conoscere Mestre? Di conoscere Mestre, al di là della sua storia? Io lo dico in modo provocatorio perché ho sentito molte cose condivisibili di sentimento, di anima, però man mano che chi è intervenuto mi ha preceduto ha parlato, mi chiedo, e adesso come le fai? Perché tutti siamo per la pace, però stiamo vivendo un momento di guerra, tutti vogliono star bene, ma siamo in una situazione di pandemia. Più vicino al microfono per cortesia. Sì, mi sente adesso? Tutti vorremmo la pace, siamo in periodo di guerra, tutti vorremmo star bene, siamo in un momento pandemico, tutti vorremmo lavorare, ma il tasso di disoccupazione parte. Non si può fare debito pubblico, però si chiede di spendere. E allora un politico che amministra, perché ha la responsabilità di governare perché è stato eletto, deve gestire le cose, ma le deve anche rendere possibili. E io penso che certe cose siano delle parallele che tendono un po' alla volta ad avvicinarsi e ad incontrarsi, altre secondo me da quello che ho sentito sono parallele completamente divergenti. Io non posso pensare che qualcuno ipotizza ancora in futuro nella democrazia di proporre ancora
un referendum sulla separazione. Basta! E dopo si chiede perché non abbiamo identità. Io penso che la città è un unicum che va conosciuto in un modo diverso. Sento spesso da chi fa politica e soprattutto fa leva sulla coscienza di dire che la diversità è una ricchezza. Quale diversità crea frazionamento? Allora troviamo un punto di incontro di questa ricchezza. Chiediamo qual è il punto di incontro di questa ricchezza. Non è facile amministrare e c'è la responsabilità di amministrare. Se un'amministrazione amministra male, le elezioni successive non vince. Questa è la democrazia. Poi non è vero che le amministrazioni non parlano, spesso e volentieri sento dire non parlate con noi. Alcuni allora chiedono di parlare in un modo diverso, ma questa amministrazione parla. Ma parla e come se parla? Io stesso ricevo 70 persone al mese, moltiplicate per 12 mesi, senza le attività correlate che ci sono. Io personalmente, la mia agenda le segna. Io penso che invece ci sia bisogno di momenti come questi per ricominciare a togliere il pregiudizio e cominciare a conoscersi un po' meglio. Io lo dicevo alla dottoressa Facin, se vengo dico come riesco a fare una sintesi di ciò che non conosco, perché oggi poteva arrivare tutto lo scibile possibile. E non sono un jukebox che si mette la monetina e canto quello che volete. Io ho molte cose che posso rispondere a delle domande che sono emerse oggi, ma ne vado fiero di essere un veneziano che abita a Mestre dal 1968, quindi si è dimenticato, dottore, avvocato, che non solo dagli anni 70 si va in piazza Fereto, anche quelli nati negli anni 60, perché io ci andavo, ero giovane in quegli anni là, non nel 60, ma nel metà anni 70. Quindi io penso che su queste cose dobbiamo trovare la quadra del linguaggio, la conoscenza dei numeri e le proiezioni poi vengono da sé. Mestre è una città bruttissima, lascio questa parola, questo epiteto a chi lo pronuncia. Per me Mestre è una città bellissima, non solo perché mi state toccando la bandiera e nella bandiera c'è scritto Mestre fedelissima, ma perché perché sono cresciuto dal 68 ad oggi e so cosa abbiamo investito negli ultimi 7 anni in questa città. Pensate che quando andiamo a Venezia prendiamo parole perché investiamo solo a Mestre, quando veniamo a Mestre prendiamo parole perché investiamo solo a Venezia. Mettete d'accordo? La chiamano mestrezia. Sarà una malattia, una nuova patologia, non lo so, ma mettetevi d'accordo perché non riusciamo a capire poi quali sono le verità rispetto a certe affermazioni. Ma una città che pensa a un'evoluzione ambientale ed è la prima città in Italia e non nel Veneto o nel Triveneto che apre il primo impianto di idrogeno perché Eni ha deciso di investire nel nostro porto Marghera. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto prima di Ava che non è vero che la prima realtà economica di Venezia è il turismo, è una bugia. Andatevi a leggere i numeri, altrimenti diventa. È vero, il turismo appare più della produzione industriale, perché lo si vede per strada, appare fisicamente, lo vedi, lo tocchi, no? Ma la città di Venezia produce meno di 6 miliardi di PIL all'anno 2019 pre-Covid, di cui il 46% che viene prodotto direttamente dal turismo. Sapete nel 2020 cosa produceva nel 2021? Produceva Porto Marghera, in piena crisi economica che bisogna rilanciare, non c'è nessuno, 45 miliardi di PIL. 6 miliardi contro 45, mi volete dire che è ancora di più? È un numero matematico questo. Quindi non posso ascoltare e dire che la prima attività economica è il turismo, non è vero, è un'attività economica che va gestita oggi in un modo diverso per dare maggiori servizi alla città, del centro storico delle isole, ma anche della terraferma. Determinanti recuperi tipo quello di Via Camarcello, che è stato il primo, lo dico solo per chiarezza, non abbiamo fatto nessuna variante urbanistica su Via Camarcello, abbiamo solo rimodulato una convenzione urbanistica per determinare dei costi di benefici pubblici, perché sotto Via Camarcello nessuno se ne accorge, ma cammina sopra quasi 2,5 milioni di infrastrutture nuove per la città, per evitare un rischio idrogeologico e la qualità della gestione dei nutrienti per le fognature. Nessuno lo sa. Però Mestre ha beneficiato di quell'intervento, non è solo una questione di verticalità, con numeri poi occupazionali. Una passeggiata che è illuminata e non c'era solo deposito di ferro, andate a vedere i verbali degli organi di vigilanza cosa facevano dalla mattina alla sera in quelle aree lì. Quello è un degrado. Altra cosa vorrei parlare veloce, quindi l'idrogeno. Eni che decide lo produco per l'Italia, comincia a produrlo da Porto Marghera. È una scelta ambientale.
il primo impianto di idrogeno per mezzi gommati in terraferma. La città di Venezia in terraferma punta su 214 autobus nuovi, tra cui idrogeno elettrici, per migliorare la qualità dell'aria, e non li compra per il centro storico di Venezia. Non li compra per il centro storico Venezia. Il centro storico Venezia compra circa 60 autobus a conduzione ibrida diesel elettrico per migliorare nel 2032 la navigabilità nel Canal Grande, ma non fa investimenti disparati, li fa mirati. Io penso che su questo il parco fluviale del Marzenico non l'abbiamo approvato e portato in consiglio comunale per l'isola di Burano. È l'unico parco fluviale nei 45 km di percorso di questo fiume che va a rigenerare da Trivignano passando proprio qui davanti. E verrà fatto proprio per rigenerare e controllare la qualità dei nitrati nelle acque, perché la nostra laguna sia più pulita. Diventerà un percorso, un corridoio ecologico, un percorso pedonabile e ciclabile con dei percorsi vita. Abbiamo lavorato sull'Usore, sul Marzenico, sull'Osellino. Ci sono degli interventi che probabilmente io non riuscirò a dirvi nulla di tutto questo in questo momento, che però capisco, ed è la responsabilità mia come politico, e mi prendo la mia responsabilità prima di dargli agli altri, che probabilmente la comunicazione deve arrivare in modo più preciso, più capillare e puntuale. Ecco, su queste cose qui, ecco perché all'inizio vi ho detto sono disposto a venire a un altro incontro con molta più calma e farvi vedere con documenti cosa emerge. C'erano degli altri passaggi, ve lo dico per vedere il bicchiere mezzo pieno, lo sono ottimista di natura, il Signore e la famiglia mi ha voluto così. I dati demografici della città li ho cominciato a studiare con un certo piglio circa 3-4 anni fa, e 1954 è il D-Day per l'inversione dei residenti tra le isole e la terraferma. L'ordine politico arriva nel 1953 di dire in terraferma devono andare ad abitare 40.000 veneziani. Questi 40.000 sono diventati 190.000, adesso 177.000. Ma è un ordine politico, una scelta politica, una volontà politica, come quella di portare tutti i centri commerciali di là della tangenziale di Mestre. Questa città ha più veneziani qui che il centro storico. Quindi è anacronistico oggi continuare a parlare in questo modo, ma pensare quali sono le ricchezze nella diversità. Ecco, io penso che la città di Mestre, come terraferma, e mi accomuno a chi ha detto, non dimentico Marghera, Chirignago, Zelarino e tutte le altre città della città di Venezia, segna un segno positivo tra gli immigrati e gli emigrati. Questo è un dato 2021 e corrisponde anche al dato 2022. Cioè in terraferma sono venute ad abitare più persone di quelle che sono andate via. È un'inversione di tendenza. Dov'è che è il grosso del problema? E vengo un po' con quello che ha detto anche Don Natalino prima e qualcun altro che mi ha preceduto, che rispetto alla volontà di qualsiasi sindaco decidere chi deve nascere, chi deve morire, non si può, non è una responsabilità sua. Noi abbiamo delle nascite che sono nettamente inferiori per la terraferma, 126 nascite contro 275 morti, quindi c'è un più 150 che non trova una parità per la continuità della città. Allora dico, ma è un problema della città di Venezia? Adesso non sto portando i ragionamenti su grande scala, perché però se l'Istat, che non è l'ufficio dati del nostro comune, ma l'istituto nazionale che gestisce i dati appunto del Paese Italia, dice attenzione che le natalità dell'anno scorso in Italia sono state 420.000 e con questa proiezione a breve saremo una nazione di 30 milioni di abitanti contro i 59 milioni, ma è un problema della città di Venezia. La città di Venezia fa parte di questi problemi perché fa parte del Paese Italia. Quindi la gente non va via perché Mestre è brutta, perché Venezia è brutta, ma Mestre, le persone che vanno via è perché i nostri figli non hanno lavoro qui, è il lavoro il problema. Andiamo a vedere quante attività si sono aperte in questi ultimi anni rispetto a quelle che si sono chiuse, e tutta questa gente dov'è? È chiaro che se un figlio cresce a casa nostra lo vorremmo poi vedere nel mondo, però anche vicino casa. Ma siamo noi stessi che li stiamo preparando ad andare fuori da questo sistema economico che non può garantire a loro l'autonomia. Ed è questa la vera sconfitta di una società, di una collettività. Non dare un futuro, soprattutto nella dignità della loro autonomia, quando diventeranno persone adulte, persone mature.
Quei 45 miliardi di PIL sono il motivo per cui Vanyware, su una piattaforma Cisco, qualche mese fa, anzi un mese fa, ha detto voglio fare una piattaforma di comunicazione lavorativa per il mondo partendo dalla città di Venezia. Le stiamo tentando tutte per portare l'attività. Con Eni non abbiamo solo portato l'idrogeno, abbiamo portato un'attività con la CTV e con Veritas nella trasformazione dell'olio refluo da cucina, cioè dei nostri fritti e dei nostri alimenti, in biodiesel per il carburante dei vaporetti della CTV. Abbiamo fatto un bilancio arboreo di più 14.000 piante messe a dimora, noi le abbiamo messe a rialto all'Accademia o lungo la strada nuova, le abbiamo messe in terraferma queste piante qui in 5 anni. Cioè, sono i dati che mancano. Ecco, questa è, se devo giudicare, non giudicare me stesso, ma dire qual è stato un mio limite nei confronti della collettività, è proprio questo. Ultima cosa, che rafforza la diminuzione delle nascite, sempre su dati statistici, c'è stata un'inversione della costituzione delle famiglie, indipendentemente dal rito religioso o dal rito civile, che è completamente in declino esattamente dal 1999. Dal 1999 sono in riduzione le costituzioni delle famiglie, quando sono in aumento un po' dal punto di vista religioso, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, sono un po' in aumento quelle civili per arrivare a una diminuzione drastica dal 2017 in poi. D'altro canto, sempre per vedere l'analisi del nostro territorio, ho fatto lavorare gli uffici per verificare altri dati, la costituzione delle attività dei nuclei familiari monocomponenti, questi sono esponenziali. Allora mi chiedo come si può generare quando uno vive da solo. Concentriamoci su questa città, soprattutto nella reputazione di immagine territoriale. Questa città è una città bellissima. Chi ci ascolta, non può venire a mangiare con noi se io gli sto antipatico. Non viene, perché ha detto non andate a lui perché si mangia, non andate a lui perché è antipatico, non andate a lui perché la pensa in quel modo. Ma se io sento fuori che a me è una città bruttissima, vengo ad abitarci, ma non la vengo neanche a vedere. E invece sono felice di vedere in piazza Ferretto persone che cominciano a fotografarsi alla faccia di qualcuno. Questa è una novità, ma pensate nel 2022 a me è un'altra novità vedere persone che si fotografano in piazza Ferretto. Ecco, mi verrebbe da dire altre cose, però non vorrei solo fare un sermone perché ci sono persone più vocate di me in questo. Dico solo una cosa come testimonianza di vicinanza sociale della nostra città. Nel 2020, quel primo lockdown, i decreti nazionali che erano usciti con un termine che io non ho mai condiviso, mai distanza sociale. Distanziamento sociale, sì, aberrante, orribile. Casomai sarà un distanziamento fisico, ma non sociale. Io ne ho avuto conferma nel mese di aprile, quando in soli 3 giorni, e grazie ai volontari, all'organizzazione della macchina comunale, sì, perché stavamo lavorando, però chi ha veramente operato nel territorio raggiungendo 146.000 famiglie, dal Lido Pellestrina, Sant'Eramo Vignole, Murano, passando per il centro storico e a Mestre, consegnati in 3 giorni, sono stati i volontari di questa città, organizzazioni sportive, di volontariato, persone che si sono messe a disposizione. In 3 giorni 146.000 famiglie con tutte una bustina di mascherine, che nessuno le aveva, non esistevano, eppure le abbiamo fatte arrivare a 600.000. Grazie ai trasportatori che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro barche, grazie ad altre organizzazioni. Quindi questa è una città dove l'associazionismo, il volontariato deve e rimane un punto di riferimento. Chiudo proprio rinnovando il mio impegno. La cosa che a me interessa è confrontarmi scevro da schieramento ideologico e pregiudizio. Perché se devo mantenere a priori la ricerca della verità, che è la mia, non andrò da nessuna parte. I punti di incontro vanno trovati assieme, vanno trovati con calma, vanno trovati con obiettività, ma soprattutto arrivando preparati. Quindi grazie ancora per questa occasione, che la reputo interessante. Scusatemi se sono stato un po' provocatorio all'inizio, ma penso che sia importante quando ci si confronta a partire dalla stessa base, altrimenti si va via proprio in modo diverso. Grazie.
Allora, io devo ringraziare i nostri ospiti e i relatori che hanno portato le loro idee, le loro opinioni e i loro contributi sul futuro della nostra città e naturalmente sul presente, quello che stiamo vivendo. Abbiamo sentito tanto, ma non è tutto, nel senso che ci sono tantissime altre persone che si possono sentire, le idee però ci sono, la visione c'è. E ci sono altri soggetti da coinvolgere come appunto, come abbiamo appena sentito, la politica locale, che non soltanto comunale ma anche della municipalità, perché è quella più di prossimità, e noi abbiamo intenzione di fare tutto questo, di ascoltare anche con rapporti diretti, quindi accolgo di buon grado la proposta che ha fatto l'assessore, perché è proprio uno dei nostri obiettivi, quello di ascoltare e poi di farci ascoltare e di discutere serenamente. Certo che, come hai detto tu, c'è un discorso di peccato originale che riguarda il pregiudizio e c'è un pregiudizio iniziale, perché l'hai detto anche tu prima, cioè a Venezia si discute, sono arrabbiati i veneziani perché si investe troppo a Mestre invece molti si lamentano per altri motivi, però devo dire che questo si può fare in modo educato, non si può fare in modo antipatico, perché per esempio cito una cosa che forse molti di voi, miei amici di Facebook, avranno visto: una persona la scorsa settimana a un mio post con l'articolo che avevo scritto, che è un notaio di Venezia con studio a Mestre, ha detto chiaramente Mestre fa schifo e ha fatto tutta una serie di considerazioni senza rendersi conto che poi faceva calare questo aggettivo a tutti i mestrini. Allora io mi ribello nei confronti di questa persona e non glielo ho mandati a dire, ma questa persona, quello che mi ha fatto specie è che non si è resa conto del danno, diciamo, che ha fatto a tutti gli abitanti di Mestre, perché noi non diciamo ai veneziani che Venezia fa schifo, può avere tanti problemi, non diciamo che i veneziani fanno schifo, ma non puoi venirti a scrivere tu che hai uno studio, sei di Venezia e lo studio a Mestre, che Mestre fa schifo, con tutta un'altra serie di considerazioni spiacevoli. E questo tanto per chiudere. Dicevo, come ha citato l'assessore, noi Mestre ha una grande risorsa, che sono tutto quell'insieme di associazioni, movimenti, gruppi di persone che ne fanno una città vivissima, perché veramente noi abbiamo una caratteristica che è quella proprio di tutte queste persone che agiscono in vari campi, dalla storia sociale all'immigrazione, alla cultura, e lo fa in modo molte volte disinteressato, mettendoci del proprio come facciamo noi, e quindi secondo me però questi gruppi di persone, queste associazioni non possono lavorare e percorrere il loro piccolo pezzetto di strada, magari con poche risorse, anche se con tanta passione, però disunita. Quindi bisognerebbe prendere il discorso, la proposta che ha fatto Don Fausto, di potersi mettere insieme, trovare delle linee comuni, guardare al futuro con delle prospettive, scegliendo magari non tutti siamo d'accordo, perché poi c'è una questione di ideologie, di posizioni sociali anche diverse, però come dico sempre ci saranno 3, 4, 5 argomenti su cui si può convergere, e le persone per bene si scrollano di dosso un po' del proprio amor proprio e si mettono a lavorare insieme. Quindi io sono d'accordissimo col discorso di Don Fausto e anche di altri, perché ci vuole una collaborazione, quindi noi ci siamo e vorremmo continuare ad operare in questo modo. Mancano i giovani, ce ne sono alcuni, non è vero che non ce ne sono, perché alcuni ne ho visti, noi siamo qui per loro, perché giustamente, come ha detto qualcuno, noi abbiamo fatto la nostra vita, non tutti naturalmente, perché insomma ci sono persone più giovani di me, però noi tutto sommato siamo qui per le nuove generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, quindi abbiamo il dovere sacrosanto di mettere a loro disposizione tutte le possibilità, tutte le chance che noi abbiamo a disposizione, che possiamo studiare, che possiamo offrire, e perché loro rappresentano il futuro nostro e di tutta la nostra città. Quindi grazie ancora a tutti, spero che voi siate stati bene e alla prossima. Un'ultima cosa, Maurizio, se vuoi leggere. Sì, ricordiamo che ci sono i modi a disposizione delle persone che vogliono restare in contatto con noi e conoscere le nostre iniziative. Chi
volesse iscriversi al comitato può mandare una mail al nostro indirizzo comitatoprogettocomune@gmail.com. Vi invitiamo a segnarvi anche la data del 21 ottobre perché stiamo organizzando un importante evento pubblico presso l'auditorium di M9, come l'ho già fatto l'anno scorso. Grazie a tutti. Grazie.